E allora, eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione, un ultimo giro di considerazioni su quanto è stato detto questa sera, ma soprattutto sull'aspetto bellico. Abbiamo parlato anche ovviamente del problema della sicurezza dei profughi, un problema evidentemente molto sentito nel nostro paese. Vincenzo Romania, a lei è stato dato il compito di leggere quella che forse è l'aspetto più eclatante, più visibile di quello delle guerre che si stanno combattendo in questo momento. È sicuramente uno strumento molto forte, si diceva, che ha un forte impatto sulla gente. La propaganda oggi pesta molto, per dire così il termine, passatemi questo modo di dire, basti pensare che non c'è giorno, non passa la notizia delle donne australiane che sono sempre di più, che raggiungono ad esempio i miliziani islamici, ma abbiamo avuto anche i casi italiani, perché no? Che cosa c'è che affascina? Perché c'è da dire, c'è evidentemente un richiamo da questo punto di vista. O non è così? Pecunia olet, nel senso che dai tempi dei Merovingi, insomma, i mercenari ci sono sempre stati. Adesso, al di là di tutto, c'è chiaramente la capacità di coinvolgere le persone dietro a lotte. Non dimentichiamo che le lotte di religione le abbiamo inventate noi con le crociate, insomma, per un fine collettivo qualsiasi. Io non sono particolarmente credente, ma difendo assolutamente qualsiasi religione, da quella cristiana a quella musulmana a quella ortodossa, dall'essere appunto coinvolta in questo tipo di conflitti che, come abbiamo ben spiegato, sono di altro genere. Quello che mi è piaciuto però, al di là di tutto, è che a un certo punto è uscita anche la necessità, che in Italia viene poco tematizzata, di imparare a capire la comunicazione, perché siamo molto deboli, soprattutto i nostri ragazzi, dal punto di vista dell'educazione ai media. Quindi in questi casi dovremmo anche iniziare a spiegare alle persone a come non credere alle bufale, a come confrontare le fonti, a come fare per esempio un confronto fra giornali che ormai non si leggono più e fonti non ufficiali. In Italia c'è un problema di testate registrate ai tribunali che riguardano solo i cittadini italiani, eccetera, eccetera, che non ha responsabilità, che non ha chi inventa una storia qualsiasi. Sì, chiaro. Dovremmo anche riflettere, invito anche te, insomma, come giornalista o Casan come editore, su come si comunica rispetto a temi delicati. L'UNAR, l'Ufficio Antidiscriminazioni, per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, per esempio, ha consigliato di adottare una specie di libro bianco di buona informazione su questi temi. Per esempio, evitare delle categorie etniche quando ancora non si sa chi è il colpevole, piuttosto che dire profugo, che in effetti non è una categoria vera e propria, ma dire richiedente asilo o rifugiato. Non scambiare, come dicevi prima, richiedenti asilo per clandestini, che sono due cose diverse. Tra i clandestini molti arrivano con il permesso turistico e sono degli overstayer, e invece altri sono degli irregolari perché entrano senza, quindi c'è grande confusione e le discriminazioni si creano anche da questo, perché noi magari siamo tanto bravi a difendere le persone discriminate, ma non siamo altrettanto bravi a spiegare a parole semplici alle persone come stanno le cose. È vero. Allora credo che ci sia bisogno di una riflessione su come si comunica su temi di intercultura, immigrazione, in questo caso guerre. Questo è uno spunto da cogliere e da sviluppare. Certo. Infatti volevo aggiungere, Matteo. Volevo aggiungere appunto al controllo e alla verifica delle fonti. Recentemente girava nel web una foto di 250 cadaveri bruciati, sparato sensazionisticamente, cristiani uccisi e bruciati in una chiesa. Bastava verificare, ed era una foto di 3 anni prima di un incidente in cui era scoppiata una cisterna ed erano i cadaveri di cittadini normali, no? Ecco, quindi c'è gente che specula sul sensazionalismo per il click, gente che crea confusione per rimestarci dentro. Cioè l'informazione va controllata, va selezionata, non va presa per così, specie dal web, se non è controllata. Però sicuramente è una fonte importante di controinformazione, questa sì.
Imparare a informarsi, anche a utilizzare bene certo, la rete per certo. quello che, come dicevamo prima, anche su quelli che sono i conflitti, se si vuole vedere, se si vuole sapere, c'è la possibilità. Le primavere arabe sono nate con i social network, con Twitter. Diciamo, probabilmente chi gestisce la comunicazione e l'informazione dell'ISIS più che del califfato, eccetera, conosce molto bene questi meccanismi, probabilmente meglio di noi. Beh, forse anche, non ne abbiamo parlato questa sera, ma anche in Ucraina sicuramente l'informazione che è stata data è stata un'informazione io sfido chiunque a capire com'è la situazione lì, quali sono i nazionalisti e quali sono i filorussi. Cioè, certo. Fabrizio Bottaro. Sì, per chiudere un discorso, questa sera abbiamo potuto vedere che di guerre ne esistono di tanti tipi. A me non piace giocare a fare la guerra, ma neanche a sopportare una pace imposta da qualcuno che me la vuole imporre e mi fa passare sistematicamente tutto sulla testa. Io vorrei uno Stato sovrano, vorrei della gente che sappia condurre questo paese con sicurezza, che dia sicurezza ai propri cittadini, che sappia combattere in Europa per cambiarla, per fare in maniera che domani sia un pochettino diverso per i nostri figli e soprattutto per i nostri nipoti. Non sappiamo a che cosa andremo incontro, proprio perché questa classe politica che ci ha condotti a questo stato veramente di massimo, io dico che siamo falliti. Bene, io mi auguro che 50 milioni di pecore ogni tanto si possano svegliare. Io non sono un lupo, ma non voglio morire da pecora. Fanelli, e forse questo è un tema che abbiamo toccato anche altre volte, però la gente, la popolazione, molti si sentono scoperti da questo punto di vista, sul fronte della sicurezza. C'è sicuramente l'aspetto europeo, l'Italia ha il valore che ha, lo abbiamo visto nelle mediazioni che ci sono state tra Ucraina e Russia, dove si sono presentati la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Hollande. Del resto d'Europa non c'era nessuno, ma anche per quanto riguarda la sicurezza del nostro paese, il rapporto. Adesso noi stasera abbiamo parlato soprattutto della questione libica perché è quella più vicina. Sì, noi adesso gli scenari sono molteplici, però per esempio e sono scenari non di facile soluzione, non finisce oggi. Lo diceva prima tutti gli altri interlocutori, stiamo parlando dall'Afghanistan fino ad arrivare a fenomeni delle primavere arabe che hanno coinvolto tutto quanto i paesi del Mediterraneo per quasi. Il discorso anche che per esempio l'Ucraina, quello che vivo io per esempio, non stanno applicando la Convenzione di Dublino per gli ucraini che vengono qui. Questa è una cosa che tra l'altro è stridente con gli barconi che vengono, anche questa è una nota che dovrebbe essere resa pubblica, perché gli ucraini che vengono ancora oggi vengono tramite il visto di turismo, affari, se si trattengono oltre i 90 giorni diventano cittadini clandestini e non sono state ancora avviate le procedure per il riconoscimento, perché sembra quasi che l'Europa voglia nascondere uno scenario abbastanza inquietante, perché anche lì si è vista scene di pulizia etnica, perché a Dovciesk è successo quello che è successo e all'ordine. Per fortuna c'è internet che fa vedere senza veline, senza filtri, senza mediazioni, in maniera diretta quello che sta succedendo. Per quanto concerne, ovviamente oggi noi siamo 300.000 uomini, donne che sono impiegati nell'ambito del servizio di sicurezza. Dobbiamo coprire tutti i settori della società, una società complessa. La criminalità, come diceva anche giustamente il professore, ci sono caratteristiche di studio che sono interessanti nell'ambito criminologico, perché la criminalità
ha risorse maggiori dello Stato e paradossalmente noi arriviamo a un punto che il criminale è meglio dotato di noi, ha più mezzi di noi, ha più soldi di noi e ha molte più risorse anche per fare ottimi processi con grandi avvocati. Può godere di tutti quei stratagemmi che sono puntati per la prescrizione. Insomma, ci sono un'infinità di cose che lasciano, come dire, questa insicurezza, questa sensazione che il cittadino arriva al punto, come è successo in provincia di Vicenza, che qualcuno comincia a farsi giustizia da sé. O comunque si difende. O si difende, ma giustizia da sé nel senso nell'ambito della legittima difesa. Però anche questo non dovrebbe avvenire. Noi abbiamo avuto anche in una trasmissione una collega che gli ha detto al benzinaio di Ponte di Nanto. Sì, di Nanto, che gli ha detto: guardi, sono estremamente rammaricata che lei abbia dovuto sparare, perché dovevamo esserci noi lì a difenderla. Questo il governo, il nostro dipartimento, il nostro ministero ci deve fare. Certo, certo. Giovanna Bellucci. Allora. Sì, per non sembrare, no, che un viaggio su un pianeta diverso. Noi abbiamo avuto innanzitutto parecchie volte, insomma, a che fare con gli organi di sicurezza, ma non per i motivi per le manifestazioni, ma perché c'è stata anche la necessità di confrontarsi su alcune cose. Per esempio, siamo stati chiamati da esperti dell'esercito quando volevano costituire proprio delle forze che fossero state di interposizione. È stato un processo che poi non è andato avanti perché le cose sono cambiate, ma noi insistiamo nel dire che la possibilità di creare delle forze di interposizione che sarebbero fatte da questi corpi civili di pace e che costituirebbero tra l'altro un modo anche occupazionale per giovani preparati, perché c'è tutta una preparazione che dura moltissimo, come durano moltissimo le preparazioni per chi ha bisogno di andare sul fronte. Ecco, questo potrebbe essere una possibilità. La seconda, riteniamo, io continuo a dire che la questione delle armi è comunque una questione che non risolve. Le armi non hanno mai portato assolutamente alla pace fra le persone, ci vuole la mediazione diplomatica e termino dicendo, come diceva Bottaro, che sono d'accordo che l'Europa dovrebbe essere l'Europa. L'Europa non può continuare a essere dipendente dagli Stati Uniti, l'Europa deve essere un'entità di nazioni e di stati alla pari, senza esserci i primi e gli ultimi, che lavora e perché in Europa, ma sul fronte del Mediterraneo, meglio di così, cosa non potrebbe fare l'Europa sul fronte mediterraneo, che siamo divisi da pochissimo, e con questo si potrebbero affrontare anche le questioni dell'immigrazione in questo senso. Certo. Professor Casen? Ma le utopie sono necessarie per sopravvivere, quantomeno per sognare. Ripeto che anch'io amerei un pianeta tranquillo e privo di qualsiasi scontro. Però mi sono domandato a volte, se io non commetto un crimine, quando vado a riempire il mio serbatoio di benzina per usare la mia auto. Perché se noi oggi abbiamo la possibilità di comprare l'energia che ci consente di illuminare questo studio, di accendere la luce a casa, tutte queste cose qui, è perché l'energia costa poco e fa gioco questo poco, su cui però questa energia ha un costo. Il costo energetico, il bilancio energetico non è il bilancio reale, perché noi paghiamo poco ma consumiamo della cosa che va in fase di estinzione, per cui il costo sarà sicuramente molto superiore, ma lo stiamo abbandonando. Allora bisogna che noi pensiamo che non possiamo evitare questi scontri se dobbiamo andare nei paesi dove c'è il petrolio e portarlo a casa a costi bassi o addirittura non pagandolo. Perché chiaramente la gente fa quello che sta facendo. Ne abbiamo un esempio in Nigeria.
La Nigeria è diventato un paese impossibile da vivere perché è piena di petrolio e perché hanno creato una situazione politica di instabilità all'interno della Nigeria, dove ci sono gruppi armati che vogliono entrare in possesso di quei giacimenti petroliferi perché hanno necessità o hanno voglia di diventare ricchi anche loro, perché c'è una casta e una sottocasta e poi ci sono tutti gli altri. Uno dei drammi, l'ho saputo ieri pomeriggio, che in Uganda hanno scoperto il petrolio. Allora, chi va in Uganda va in un paese che è il paradiso terrestre, perché una buona parte dell'Uganda è a livello del lago Vittoria, 1000 metri d'altezza, sotto le 4 ore, sì, primavera, dalla mattina alla sera, 360 giorni l'anno, un po' di pioggia che fa anche piacere. No, hanno scoperto il petrolio. Basta. Io credo che diventerà un inferno quello. Fine del paradiso. I più grossi commercianti di droga, mi aiuti, mi confortino i presenti che ne sanno più di me, sono i nigeriani. E la loro base più grossa è in Sudafrica. Quando il Sudafrica ha preso l'indipendenza, la Nigeria ha investito in Sudafrica quantità enormi di denaro che vengono dal petrolio e la maggior parte dei trafficanti di droga di colore che sono in Italia sono di origine nigeriana, che gestiscono il traffico. Allora bisogna che ci rendiamo conto che la pace è bella, ma noi facciamo rispettare subito le regole, oppure ci sarà uno scontro. Una porta aperta, sì, ci sarà uno scontro, ma io vorrei che i pacifisti si battessero per le regole. Ma noi ci siamo, dateci un po' più di spazio. Il fatto è che non abbiamo spazio nei media noi. Nessuno ascolta quello sempre. Eccolo qua. Sì, voi vi ringrazio di fatto. Avete fatto anche la settimana scorsa avevamo la rappresentante delle donne in nero. Quello che può cambiare le cose è la cultura, sì, non è lo scontro, le armi. Certo. Le armi sono l'ultima ratio in una situazione di disperazione dove tutti vanno contro tutti, e diciamo che una parte del nostro animo cattivo ce l'abbiamo tutti, quindi quando è tempo di menare tutti siamo bravi a farlo. Grazie. Allora, hermano, scusa, dobbiamo chiudere. Posso solo? Nel momento in cui le lobby hanno il sopravvento sui presidenti eletti, o nel momento in cui nel mondo globalizzazione, senza regole, come si dice, deregulation, tu capisci che da là è partito tutto quanto il discorso per quale ci troviamo. Posso aggiungere e confermare quello che dice? Allora la Shell ha deciso di investire più $1 in petrolio. Vuol dire che ne ha rubato talmente tanto per i prossimi 20 anni. Certo. Grazie. Allora, grazie a Vincenzo Romania, grazie a Fabrizio Bottaro, grazie a Matteo Scialpi, grazie al nostro editore Ermanno Casen, grazie a Giovanna Benucci e grazie a Fausto Fanelli di essere stati con noi in studio e di aver partecipato a questa trasmissione. Ringrazio anche la signora Michela, la signora Maria Paola e il signor Antonio che attendevano di intervenire, ma questa sera il dibattito è stato particolarmente denso di argomenti per cui non abbiamo dato spazio e ce ne scusiamo ai telespettatori. Che la prossima volta. Certo, noi anche tra l'altro abbiamo sempre invitato anche i nostri telespettatori se ci lasciano un indirizzo, il numero di telefono, possono anche partecipare in trasmissione. Questa è una cosa che abbiamo fatto, però fino ad oggi non siamo ancora riusciti ad averli ospiti, preferiscono il telefono. Grazie anche ad Andrea Castelli che ha partecipato e che ha seguito tutta la trasmissione in collegamento Skype. Grazie allora ai telespettatori che ci hanno seguito, ci ritroviamo la settimana prossima, TV7 Match, parleremo di donne la settimana prossima. Alla prossima, arrivederci. Wow.